E allora mister, sì dai, eccoci qua, 7 risultati utili, se non... 8, ecco, 8 risultati utili. Ho appena parlato con Bertolini, diceva sapevamo di trovare una squadra in salute e così è stato. Sì, siamo in salute, stiamo lavorando bene, i ragazzi spingono tanto, si sentono partecipi tutti e 22 di un gruppo speciale, quali siamo, perché ultimamente stiamo facendo qualcosa di straordinario e continuiamo così. Sì, è stata una partita in cui giocavate nella stessa maniera, perché speculari, lanci lunghi da una parte. Io ho detto, in qualche occasione meglio voi, poi loro si riprendevano, però poi sul lungo li avete messi là. No, noi avevamo preparata in una maniera diversa perché pensavamo comunque di poter giocare un po' di più la palla a terra, ma visto il campo eravamo un po' in difficoltà, quindi anche noi abbiamo optato per questi lanci lunghi, avendo anche la doppia possibilità con Janko e Canato davanti, quindi dai, ci è andata bene, abbiamo sofferto poco perché oltre al tiro in porta, oltre al gol, non è che abbiamo subito poi così tanto e siamo contenti. Ne parlavamo 15 giorni fa, non vedevi l'ora di provare le due punte, di vedere Canato e Janko, come li hai visti? No, li ho visti bene, e i ragazzi si vogliono anche bene, quindi giocavano uno per l'altro e sono contento. Mister, andiamo avanti, saliamo a 35, c'è una nuova capolista che è il Sandonà perché il Cavarzano ha perso incredibilmente e quindi là, ci siete. Ma sì, noi andiamo avanti, facciamo il nostro percorso, cerchiamo di fare più punti possibili, poi vediamo dove arriviamo. Noi il giochetto l'abbiamo ripreso, quindi siamo a posto. Sempre, quello lì porta bene. Bocca al lupo mister! Grazie mille.